Nella giornata di ieri 8 dicembre, in cui si è celebrata la festa dell'Immacolata, l'amministrazione di Palma di Montechiaro, rappresentata dal suo primo cittadino Stefano Castellino, ha celebrato un importante evento di impatto storico. Sono state infatti poste in opera le prime due statue che la città di Palma di Montechiaro abbia mai avuto, un momento denominato il primo e l'ultimo dei Tommasi. Le due statue rigorosamente di marmo bianco di Carrara sono state poste all'interno della piazza Giulio Tommasi, raffiguranti lo stesso duca, fondatore di Palma di Montechiaro, e lo scrittore Giuseppe Tomasi, autore del celebre romanzo Il Gattopardo. Le opere sono state realizzate dall'artista Vincenzo Greco. Oggi inauguriamo due statue, una dedicata a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lo scrittore del Gattopardo, ultimo dei Gattopardi, e la statua a Don Giulio Tomasi, il fondatore della nostra città, il primo dei Gattopardi. Tutte e due si guardano in questo meraviglioso scenario che è la piazza Giulio Tomasi, alle pendici della scalinata della Chiesa Madre. Questa piazza che 4 anni fa, 4 anni or sono, era ancora una villa comunale, all'epoca simbolo di degrado, oggi è il simbolo di una rinascita di una comunità. Vedo qui l'artista Vincenzo Greco che ha realizzato queste magnifiche opere. Queste magnifiche opere si innestano in questo processo rigenerativo che ha il suo vademecum, il suo libro mastro, la guida nel dossier di candidatura che abbiamo fatto per Palma Capitale, che si chiama Io sono Palma, e quel dossier, al di là poi dell'esito della candidatura stessa, andrà avanti, e questo è il primo passo della concretizzazione di quel dossier scritto, e non avrò mai modo di ringraziarli a sufficienza, dai miei collaboratori del gruppo di lavoro Angela Rinollo, Marilena Vaccaro, Alfonso Di Vincenzo e Giuseppe Todaro, che hanno partorito questa idea meravigliosa. Al contempo un ringraziamento va alla mia giunta e al Consiglio Comunale tutto, e in particolare alla mia maggioranza, per la serenità che mi consentono nell'operare e nel lavorare, che ci consente non solo di realizzare e inaugurare diversi cantieri. Financo ieri abbiamo consegnato i lavori della scuola Guazelli Livatino, che inizieranno a brevissimo, ma ci consentono questo percorso rigenerativo indispensabile e fondamentale per la nostra città. Vorrei ringraziare veramente di cuore l'artista Vincenzo Greco. Per noi accogliere queste opere d'arte che lui ha realizzato con moltissima fatica e dove ha difatti elaborato il personaggio, per noi è un privilegio poterlo ospitare nella nostra comunità, e colgo l'occasione per annunciare che il Comune ha già commissionato una nuova opera d'arte che sarà dedicata al primo arciprete della nostra città, al grande scienziato, fine astronomo e fine astrologo Giovan Battista Odierna. Sono qua in veste di artista perché ho realizzato l'opera grazie al sindaco che mi ha dato questo grande privilegio di poter creare un'opera assolutamente unica in marmo di Carrara, un marmo pregiatissimo, ci tengo a dirlo perché è stata una trattativa difficilissima. Oggi acquistare un marmo nelle cave di Carrara è qualcosa di difficilissimo. Abbiamo fatto i raggi X e è uscito un capolavoro, già la stessa pietra di per sé è già arte. Dopodiché vedrete l'opera che siamo riusciti, grazie al sindaco, a realizzare.